Amici sportivi in ascolto, buon pomeriggio dallo stadio comunale di Vigonza, località Busa. C'è il sapore di derby fra Union Vigontina e Campodarsego nell'11ª di andata del campionato di eccellenza Girone A. Di fronte due padovane alla ricerca di punti fondamentali in chiave salvezza. Il terreno è molto allentato, il cielo coperto, piove, temperatura intorno ai 4 gradi. Sugli spalti buona la cornice di pubblico nonostante le avverse condizioni atmosferiche. Vi leggiamo le formazioni. In casacca bianca la Vigontina, rosso Bertocco Marconato, Sevirani, Sanavio, Severi, Pozzi, Piovesan, Mazzocato, Donato, Barutta. A disposizione di mister Bruno Pistolato, Daniele, Deola, Malosso, Beltramin, Gelfi, Regazzo, Agliano. Il Campodarsego in completo rosso, Meneghello, Zanni, Molinari, Rasula, Pistore, Bertocco, Lebran, Maritan, Viola, Riberto, Formenton. A disposizione di mister Damiano Longhi, Pettenò, Chelin, Volpin, Tiso, Pettenò Leonardo, Socrate, Ballarin. Dirige l'incontro il signor Moro della sezione AIA di Schio, assistenti Gigo di Adria e La Bombarda di Este. 14esimo, si invola sulla sinistra Riberto, al centro per Marco Viola, alta la deviazione aerea. Bella l'azione personale di Mazzocato della Vigontina, la difesa ospite alla fine ci mette una pezza. Minuto 27, da Barutta a Marconato. L'assist a centro area trova Donato alla conclusione perentoria. Vigontina in vantaggio. Al 32esimo il risultato torna in parità. Rasula, uno degli ex, tira dalla distanza, palla leggermente deviata che Rosso non riesce ad intercettare. È 1-1. Finisce così con questo risultato il primo tempo. Con le immagini montate da Daniele Arena passiamo alla ripresa. Parte bene il Campodarsego al quarto tiro di Formenton che finisce a lato. Ancora Campodarsego vicino al gol. Stavolta la conclusione è di Riberto, impreciso il suo sinistro. Formenton, ancora lui, mette in difficoltà la difesa di casa che si salva in angolo. Minuto 31. In avanti la Vigontina, da Barutta a Mazzocato, il destro è fuori, non di molto. 32esimo, sull'ennesima incursione dalla sinistra ancora Barutta si fa spazio e il nuovo entrato Agliano si gira e deposita alle spalle di Meneghello. Minuto 42, Donato controlla, si gira e da lontano fa partire il sinistro, fuori. 2 minuti al 90esimo, Campodarsego in avanti con Molinari, sul suo assist un difensore devia la sfera, Rosso si salva in angolo. Dopo l'espulsione di Tiso e 5 minuti di recupero, l'arbitro decreta la fine dell'incontro. Vigontina 2, Campodarsego 1. Ai nostri microfoni Bruno Pistolato, mister della Vigontina. 3 punti preziosi, a te il microfono. Sì, sono ancora così agitato di un fine partita difficile, diciamo. 3 punti importanti, come avevo già detto, importanti per noi come l'area che respiriamo, perché abbiamo una classifica deficitaria e non meritata secondo me per quello che esprimiamo. E cercavamo proprio una vittoria anche prestigiosa contro una grossa squadra come Campodarsego per cominciare a rilanciarsi. Questo è il nostro obiettivo, siamo convinti, ci rilanceremo, la squadra è buona, il gruppo è buono, la squadra gioca, oggi era anche difficile giocare, penso si sia visto, però posso dare atto ai miei giocatori per il cuore, per le energie profuse in questa partita per vincerla, perché l'hanno voluta vincere fino alla fine e ci sono riusciti, quindi faccio un grosso applauso. La partita è stata abbastanza equilibrata, un po' di fortuna vi ha aiutato? Diciamo fortuna, a me dicono quando perdo bisogna buttarla dentro. E magari avevo giocato meglio. Stavolta magari era più equilibrata di altre partite, però l'abbiamo buttata dentro. Questo alla fine pesa, ci è pesato tante volte in senso negativo, almeno una volta per noi che sia in positivo. Quindi per me alla fine è meritata.
Un complimento quindi ai ragazzi. Sì, sì, un grosso complimento ai miei ragazzi perché ripeto e ribadisco che hanno battuto una grossa squadra, perché ci hanno messo in difficoltà, hanno giocato alla pari, ci hanno messo veramente tanto anche sotto l'aspetto impegno, aggressività, parlo degli avversari. E per noi ribattere, contrastarli e ribattere non era semplice, però l'hanno fatto bene, quindi un grosso complimenti. Ai nostri microfoni il presidente della Vigontina, signor Ivo Righetto. Allora, programmi, obiettivi di questa stagione? L'obiettivo è di far bene, si parte sempre con l'obiettivo di far bene in tutti i campionati. Abbiamo dei ragazzi bravi del vivaio in prima squadra. Oggi è festa 2 volte perché non solo abbiamo vinto, ma abbiamo vinto grazie a un gol di un ragazzo classe 94 che dalla squadra allievi è passato quasi stabilmente adesso in prima squadra, quindi è motivo per noi di grande soddisfazione. Lo nominiamo. Noi vorremmo, si chiama Mario Agliano, gli facciamo i saluti perché ha tanti suoi compagni di classe che sono di Campodarsego e in bocca al lupo, un grande in bocca al lupo anche a Campodarsego. Anche grande cornice di pubblico oggi, nonostante il maltempo. Dopo il tempo, questo è il campionato dove vince il maltempo perché ogni domenica piove e è un disastro. Questa partita meritava una situazione climatica indubbiamente molto, molto migliore di quella che abbiamo avuto oggi. Io ringrazio i tifosi di Campodarsego che sono venuti in massa a vedere la partita, ringrazio i nostri tifosi della Vigontina che come sempre ci seguono. È stata una sofferenza, per noi è stata anche una gioia perché abbiamo vinto anche con un pizzico di fortuna e fa sempre bene anche questo. Siamo con Damiano Longhi, mister del Campodarsego. Come hai visto la gara che vi ha visto purtroppo sconfitti per 2-1? Beh, diciamo che la partita l'abbiamo fatta noi, abbiamo creato occasioni, abbiamo subito 2 tiri in porta e abbiamo perso, quindi diciamo che per quanto riguarda i ragazzi non c'è da dire niente sotto l'aspetto dell'impegno perché comunque alla fine abbiamo creato tanto. Pecchiamo nel finalizzare e purtroppo le conseguenze sono quelle che la partita invece di vincerla, anche questa partita qua abbiamo racimolato niente, però in una partita in cui era difficile, abbiamo giocato a viso aperto, abbiamo creato tanto, perdere dispiace, però i ragazzi sono vivi e bisogna pensare positivo, perché comunque ormai la partita è finita, è inutile star là. Allora, abbiamo incassato anche i complimenti del mister avversario, Pistolato, però al di là di un match abbastanza equilibrato, cosa è mancato nel finale per buttarla dentro? No, noi la partita dovevamo chiuderla prima perché abbiamo avuto le occasioni, nel finale la stanchezza e loro giustamente cercano un attimino di rischiare il meno possibile. Noi nel momento in cui la partita è in parità avevamo avuto le occasioni per chiuderla e l'abbiamo sbagliata. Dopo hanno trovato un gol su mischia e da lì per loro è stato più facile, però gli errori li abbiamo fatti prima, non dopo, perché dopo era forse anche fin troppo tardi. Allora, un'ultima cosa, l'espulsione, cos'è successo? No, secondo me l'arbitro o ha capito male o perché era lì il segnalino e quindi ha sentito tutto e vabbè, comunque una partita era tranquilla, bisognava stare un po' più tranquilli tutti perché comunque alla fine è una partita tirata, combattuta ma senza nessun tipo di problemi. Ha capito male, però i ragazzi hanno dato e anche se non ero in panchina, quindi guardiamo avanti in positivo perché comunque alla fine le partite sono tante ma sono fiducioso. La prossima in casa, una promessa? Beh, dobbiamo assolutamente chiudere le partite quando c'è la possibilità. È già da un po' di partite che stiamo un attimino sbagliando ma dobbiamo mettersi tutti quanti un po' di più perché questo avvenga.